Può una banca tornare a svolgere il ruolo sociale, cioè essere attenta alle esigenze dei medi e piccoli imprenditori e soprattutto alle esigenze del territorio? Se ne è parlato a Monastir di Treviso in un convegno con temi quali etica e moralità del credito cooperativo, ruolo del socio nel mondo della collaborazione e la banca che vogliamo noi. Presso la sala polivalente di Villa Magnolia, Monastir di Treviso, venerdì 18 ottobre si è tenuto un convegno sul credito cooperativo in cui sono stati affrontati temi relativi all'etica e moralità nel credito cooperativo e al ruolo del socio nel mondo della cooperazione. Sull'etica credo ci sia delle cose ormai note a tutti, ci vuole trasparenza, ci vuole partecipazione, ci vuole democrazia. La banca è un qualche cosa di complesso, è una realtà necessaria che tutti i cittadini hanno la necessità di fare i conti con la banca. L'etica è, come dire, quasi una materia prima dell'economia, che entra anche nel discorso della finanza. Abbiamo visto anni di finanza poco etica, quello che è successo, e quindi credo sia proprio un discorso particolarmente anche questo centrato del richiamare un discorso di regole, di comportamenti o di morale, insomma usiamo la parola che si vuole, anche nel discorso di una impresa come la banca, che in questo caso, essendo una BCC, è un'impresa sociale. Hanno partecipato in qualità di relatori il professor Vittorio Filippi, sociologo, l'avvocato Diego Manente, esperto in diritto commerciale, bancario e dei mercati finanziari, e il presidente del comitato soci Silvio Fregonese, moderatore degli interventi il dottor Fabio Poles, delegato della Scuola di Economia Sociale. Il convegno si è rivolto ai soci e a tutti i cittadini interessati al valore della cooperazione in ambito economico e sociale. È una banca di carattere cooperativo dove i soci hanno una funzione fondamentale e che determinano le scelte, gli indirizzi e quant'altro che serve per la democrazia. Sono stati evidenziati i ruoli importanti delle banche di credito cooperativo che sposano il territorio e le sue esigenze attraverso l'economia reale e di sviluppo. Il ruolo di una banca di credito cooperativo basa i suoi valori attraverso la sensibilità dell'impresa, offrendo opportunità di produrre relazioni e fiducia dei soci che rappresentano il vero capitale sociale. Il futuro dell'economia, capace di fronteggiare la grave crisi economica che tanti drammi umani ha generato, secondo la banca cooperativa pone gli aspetti più rilevanti sui valori e i principi di sussidiarietà e mutualità per uno sviluppo di progresso alternativo alle banche tradizionali. Ma il futuro del credito cooperativo è un futuro che può essere di successo, di espansione, di superamento della crisi, perché la crisi non ha solo aspetti negativi, ha anche aspetti positivi, purché si riesca a fare un salto di qualità nel dotarsi di adeguate strutture, di superare certi appunto aspetti di criticità che possono aver caratterizzato il sistema cooperativo nel corso di questo periodo.